Il dolore di chi resta dura per tutta la vita. Cerca di volerti bene. E girovagando tra preparativi, stand, team e anche tanta gente, tanto pubblico, tanti tifosi che stanno riempiendo le strade e le piazze di Montebelluna, abbiamo trovato Marco Bui e quindi c'è un dispiegamento di forze da parte della Protezione Civile di oltre 450 uomini, davvero degno di una delle più grandi calamità. Siete una calamità. Sì, diceva infatti che non sapeva, venivano da tutte le parti, volevano tutti dargli una mano, quindi ben venga, dai, è tutto positivo. Un evento sentito tra l'altro per il Montello, che è un luogo caro. Chi non è trevigiano non sa cosa vuol dire Montello per un trevigiano amante del pedale. È un tracciato dove io mi sono allenato tantissimo quando ero bambino, perché sono cresciuto, diciamo, sul Montello, tra Montello e Vittorio Veneto. E niente, sì, il tracciato, poi c'è quel terreno un po' molto scivoloso, diciamo, perché quando devi stare molto seduto non puoi alzarti spesso in piedi, quindi uno sforzo intenso. Salite corti e quindi più di 100 km su un tracciato così molto nervoso è impegnativo, bisogna gestirsi bene, caldo e sarà sicuramente anche un altro fattore importante da non sottovalutare. Con grande nemico è stato proprio detto il caldo, ne parlavamo prima con Rita, lei dalla Norvegia dice non siamo abituati, bisogna stare molto attenti. Più che caldo è affa, diciamo. Per noi trevigiani forse è più semplice esprimerla così, forse già nei trevigiani un po' meno, però se andiamo in giù verso il veneziano ce n'è parecchia. Ecco. Sì. Chi non è abituato, quindi mi raccomando, bere molto. Postazioni ce ne sono a non finire, quindi noi facciamo gli auguri a chi correrà domani. Anche a me. No, perché io corro, farò molta più fatica forse del primo, perché ovviamente quando sei dietro fai molta più fatica, però speriamo dai che decidono che percorso mi fanno fare, perché a me piacerebbe fare quello lungo. Facciamo fare a Marco Bui il percorso lungo, lo vogliamo vedere sudare domani. Marco, grazie, sei stato gentilissimo, un grande in bocca al lupo a te, a tutti ovviamente gli atleti. Noi ci vediamo al prossimo servizio di cronache trevigiane e poi ritornate sempre qui con il campionato europeo. Ce ne sono ancora tantissimi volti da scoprire e tante sfide. Provincia di Treviso, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un importante accordo che fissa le linee programmatiche per trovare delle soluzioni alla forte crisi occupazionale che stiamo vivendo. I settori di intervento individuati, oltre a quello del mercato del lavoro, sono il trasporto pubblico locale, fondamentale per studenti e pendolari, il settore edilizio, che include non solo le abitazioni ma anche la riqualificazione dei capannoni industriali dismessi, oggi circa il 40% di quelli esistenti, e il distretto della bioedilizia, un nuovo settore in crescita. Sentiamo il presidente della provincia, Leonardo Muraro. L'amministrazione provinciale mette a disposizione per le nuove politiche del lavoro 700.000 euro, per cui il vecchio fondo di 500.000 euro viene anzi implementato, ma non sarà più un fondo di sussistenza, per cui a fondo perduto, ma sarà un fondo sul lavoro. Questi 700.000 euro serviranno insieme alle parti sindacali a gestire nuovi posti di lavoro, nuove occupazioni per i nostri cassaintegrati o persone in cerca di lavoro. Soddisfatte anche le organizzazioni sindacali, che leggono in questo accordo un primo importante passo a favore dell'occupazione nella nostra provincia. Sentiamo i segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL. Siamo qui a sottoscrivere un accordo che tenta di far fronte ai due versanti,
quello della caduta occupazionale e quindi la rete di protezione da allargare per chi non ce l'ha, ma quella anche di estendere quegli interventi che possono creare nuovo sviluppo, perché noi abbiamo bisogno di far crescere l'asticella degli occupati, altrimenti c'è il rischio che anche il sistema sociale non sia più in grado di reggere nei prossimi anni. Questo tipo di intervento, che è positivo ovviamente, si colloca a fronte di una situazione di grande difficoltà e che vedrà molte persone finire ammortizzatori sociali e trovarsi nella situazione di non poter riprendere il lavoro. Decine, centinaia di laureati vengono da questa o quell'altra università, ma hanno poco o niente possibilità di trovare qualunque posto di lavoro. Allora una parte di questi soldi deve andare a questi giovani, perché questi giovani sulle famiglie pesano molto e bisogna che ci sia quella possibilità di dare una risposta anche a questi. Ed eccoci girovagando, abbiamo trovato anche lui, il campione italiano in carica, Mirko Celestino, che a Montebelluna è legato, giusto Mirko? Sì, sono davvero legato a questo posto, innanzitutto è stupendo. E poi 2 anni che vengo qua appunto a correre con la mountain bike e 2 anni che riesco a vincere, perciò non c'è il 2 senza il 3. Sei fiducioso, quali sono le insidie di questo percorso? Ma di insidie quest'anno ce ne sono molto meno dell'anno scorso, come ripeto fango non ce n'è, il percorso è davvero ottimo, le insidie più grosse le troveremo nel finale perché gli ultimi 20 km davvero sono tutto un continuo sali e scendi e la fatica lì si farà sicuramente sentire e questi cambiamenti di percorso, questo cambiamento di percorso che salite molto dure di sterrato e discese in single track molto impegnativi. Qua davvero è una delle gare a livello nazionale e internazionale ad alto livello. Ormai è il 3° anno che corro con la mountain bike e bene o male ho fatto tutte le gare più belle nel panorama internazionale e questa gara di Montebelluna è una delle gare organizzate meglio, con più pubblico e c'è tanto, come si dice, tanto lavoro dietro le quinte, no? Stand, squadre, lavoro di squadra, è bello anche vedere questo. Come hai detto tu, la mountain bike è un po' difficile da seguirla perché si svolge nei sentieri, nei boschi, allora è difficile anche soprattutto con le riprese. Sono gare un po' più spettacolari e un po' più facili da seguire i cross country, però la marathon, secondo il mio punto di vista, arrivando dalla strada, vedendo questo sport dal fuori, è la vera mountain bike, il marathon. Le doti del campione. Devi avere una testa a testa, al nostro livello, bene o male fisicamente siamo tutti agli stessi livelli e non devi mai mollare, appunto la forza di testa è quella che alla fine ti fa fare la differenza. Grazie infinite, Mirko sei stato gentilissimo, noi ti facciamo l'in bocca al lupo, facciamo l'in bocca al lupo a tutti noi, però chiaramente giochiamo in casa, quindi un grande in bocca al lupo a te e noi ci vediamo il prossimo servizio di cronache trevigiane e poi ci affideremo alle conclusioni, vedrete, saranno davvero spettacolari.